Sì, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento tende una mano agli enti territoriali, in primis ai comuni. Abbiamo trasmesso una email a tutti i comuni della provincia, invitandoli ad aderire grazie allo schema di protocollo d'intesa che abbiamo allegato. Anzi, se i sindaci, assessori e responsabili degli uffici tecnici non avessero ancora ricevuto la mail, vi invitiamo a scaricarla dal sito ufficiale dell'Ordine degli Ingegneri e vi invitiamo a essere presenti alla conferenza stampa che è stata indetta per il 25 maggio alle ore 10 presso la sede di Via Gaio numero 1 ad Agrigento, la sede dell'Ordine degli Ingegneri, in cui spiegheremo nel dettaglio quale importante opportunità è offerta alle pubbliche amministrazioni per spirito di servizio e sensibilità nei confronti del territorio, per dare un'ulteriore spinta ai processi di realizzazione delle opere pubbliche. Abbiamo pensato di offrire a titolo non oneroso un modulo base del percorso più ampio che l'Ordine degli Ingegneri sta offrendo ai propri iscritti, e ne ha fatti già tanti, tant'è che i professionisti sono già preparati, anche perché sono figura centrale, rimangono figura centrale nella realizzazione del progetto. Però riteniamo che solo interagendo con dipendenti pubblici preparati su questa materia si potrà dare ulteriore sviluppo a questi procedimenti, e quindi offriamo a titolo non oneroso un modulo base che i dipendenti dei comuni potranno seguire assieme a noi professionisti, e che consentirà di conseguire quelle competenze base prescritte dal nuovo codice dei contratti, in particolare l'articolo 43, che impone avere delle competenze specifiche per poter appunto continuare a gestire le opere pubbliche oltre un certo importo tra qualche mese. Riteniamo che questa sia un'importante iniziativa, un'ulteriore importante iniziativa che l'Ordine degli Ingegneri mette a disposizione della collettività nell'interesse appunto di tutto il territorio.